È un periodo complicato per i comuni da un punto di vista finanziario. È altrettanto vero che la coperta comincia a diventare sempre più corta. Torna a lanciare l'allarme il presidente ANCI Veneto Mario Conte, che con una nota era intervenuto per sostenere a gran voce come il fondo di solidarietà comunale sia da rivedere. A rischio finanziario, si legge, gran parte dei comuni virtuosi come quelli in Veneto. L'appello al governo di intervenire rapidamente. La nostra priorità sono le nostre di comunità che hanno delle esigenze ben definite, a partire dagli aspetti culturali che non devono essere in alcun modo sacrificati. Se dovremo fare dei sacrifici rinunceremo o sposteremo in avanti qualche opera pubblica, però di certo cultura, sociale e sport saranno dei pilastri insindacabili del nostro governo. E in città l'Istituto Manzato ne è una prova, una collaborazione stretta tra amministrazione e associazione musicale, nuovi progetti in campo per il 2024. Un progetto che riguarda le scuole dell'infanzia, che prevede un percorso di 12 incontri rivolti ai bambini di tutte le nostre scuole che decideranno di aderire a questa proposta progettuale per educare i bambini alla musica e con la musica, convinti della forza inclusiva della musica, della capacità di far stare i bambini insieme, di imparare il rispetto, la condivisione e anche di sviluppare il loro talento e le loro capacità creative, facendoli approcciare già da così piccoli a questa bellissima realtà. Giovani al centro dei nuovi progetti, dunque, come la serata di concerto che vedrà coinvolte le band dell'Istituto Manzato e quelle che suonano nelle sale prove del progetto Giovani, la location Piazza Pola. Ripensare ad una piazza che diventi un centro di scambio musicale, di parole, ma che diventi un'azione poi, da cui partire per fare qualcosa ancora di più. Come vogliamo intitolarla questa piazza? La piazza della musica.